Amici di Tele Miami, buongiorno. Oggi siamo qui dove alloggiano l'equipe di Tele Miami, qui dove dorme il cameraman, qui dove dorme il presentatore, ma venite a vedere che vista che c'è in questa stanza, venite. Scusate un po' di disordine, ma... Ecco, si può notare il gran casino del nostro presentatore. Questo è l'angolo mio. Guardate, sembra Attila, il flagello di Dio. Guardate. Bella battuta, bravo. Guardate. Il cameraman è spiritoso questa mattina. Guardate, guardate questo tavolo, come si può stare? Guardate questi occhiali di chi sono? Questi sono miei. E perché ti sembra solo gli occhiali a fare un po' di casino qua? Guardate, questi occhiali che... Se tu levi questi occhiali, poi c'è un ordine proprio che... Guardate, il costume ovunque. Vabbè. Pure i boxer a terra, Andiamo al dunque. Guardate i grattacieli là, cameraman. Scusate le immagini, ma purtroppo il budget è stato un po' stretto e abbiamo preso un cameraman un po' imbranato. Il mare, cameraman, vieni qua, cameraman. Se non si può neanche passare con tutti questi borsi. Guardate il mare, guardate che vista, questa è Miami Beach, là è Miami dove siamo stati ieri. La zona, come si chiama la zona? Downtown City, Miami. Ecco, qua i campi da tennis, li hai filmati, cameraman? Campi da tennis, ecco. Bisogna dire tutto a questo cameraman, è proprio... Guardate. Venite qua, questo è il libro. Uno che viene a Miami si legge il libro. Uno che viene a Miami si legge il libro, 3 metri sopra il cielo, ma per dirci la capa è buona. Uno che fa 12 ore di volo si legge 3 metri sopra il cielo. 12 ore di volo per venire qua e lui si legge 3 metri sopra il cielo. Ma lui per dirci la capa è buona. Io vengo a Miami con uno che legge. Mamma mia. Meglio questo che sentirti tu parlare per sempre, eh? Adesso Dai. Vuoi presentare un po' il tuo angolo? Sì, ecco. Ecco, bambini, adesso andate a letto perché verrà un'immagine bruttissima. Guardate quanto è brutto. Non è Quark, amici, non è Quark edizione animali brutti, ma è un essere umano. Mi tocca sentire, guardate, che ordine. Questo è l'ordine. Eppure, il presentatore ha pure l'armadio. Ah, tu non ce l'hai l'armadio? Ha pure l'armadio e ti permette di avere tutto quel casino. Ma io non È vero, tu non ce l'hai l'armadio. Guardate quanto è patetico quest'uomo. Guardate, tutto in ordine. I calzini nelle scarpe, qui. Tutto allineato. Mamma mia, quanto sei patetico. Sorvoliamo, andiamo in bagno. Fai un po' la guida, anche se non hai la patente. Fai un po' la guida, vai. Andiamo in bagno. Appiccia luce, se no non si vede niente. Ecco. Bravo. Ecco. Questo è il bagno. Guardate il sottoscritto presentatore che ci ha fatto la doccia. Eccoci qua. Casino. Guardate qua. Questa è la roba mia, ordinata. Ecco, qua è tutto ordinato. Hanno messo a posto quelle là che pure il gel americano. Il gel americano, buono il gel americano. Ecco, la doccia. La doccia, Ah, guardate qui, amici. Che doccia. Ecco qua. Adesso facciamo un quadro completo delle stanze e fra poco chiudiamo, Okay. Ecco qua, vieni. Eccoci qua. Questo è il tuo angolo dove leggi, l'angolo lettura, lui si mette qua e legge. Io sono venuto con uno che legge a Miami, legge. Ma voi vi rendete conto? Vabbè. Eccoci qua, amici, quindi questa è la stanza numero 33, allora l'indirizzo Collins Avenue 48, aiutami tu invece di 4833, e questa è la stanza 16, stavo dicendo 30. Eccoci qua, amici, passo e chiudo. Ciao.